Alla luce delle manifestazioni che ci saranno durante tutto il mese di maggio, che l'amministrazione ha ben coordinato e predisposto, visto che il nostro paese sarà il centro di attenzione di diversi comuni della provincia e anche della regione, volevo pregare nuovamente la comunità favarese ad un ulteriore sforzo e ringraziarli, visto già i risultati che stiamo ottenendo per quanto riguarda il convenimento della spazzatura, a evitare nuovamente e a sforzarsi ancora di più affinché ci sia un rispetto maggiore e dare un aspetto più decoroso al nostro paese, specie alla vista di questi turisti che verranno, e quindi impegniamoci ancora di più affinché veramente ci distinguiamo per l'impegno e la cultura che è propria del nostro paese. L'amministrazione comunale nell'ambito della pianificazione delle iniziative culturali, sportive e ricreative per il mese di maggio ha predisposto gli opportuni accorgimenti ed ha subito anche provveduto non solo a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza per la buona riuscita delle iniziative, ma anche di concerto con il collega Lillattardo, assessore territorio e ambiente, abbiamo dato incarico agli operai di poter provvedere con urgenza, con un piano di intervento, alla pulitura di tutte le vie, le ville, le piazze interessate alle iniziative. Mi associo all'appello che ha fatto il mio collega, ragion per cui invito calorosamente i nostri concittadini a collaborarci, a rendere questi momenti di allegria e di gioia dei veri momenti, e venendo incontro all'appello che ha fatto il collega Attardo rinnovo questo invito nell'ottica che la città di Favara la dobbiamo trattare come se fosse la nostra cucina, la nostra camera da letto, il nostro soggiorno, e di conseguenza evitiamo atti vandalici e cerchiamo di collaborare all'amministrazione comunale.